Al via i cavalli della quarta corsa, un miglio per puledri di 2 anni, sono in 9. Lo schieramento: 1 Ecce Bombe Jet, 2 Electra Laxmi, 3 Eliovald, 4 Ercole Chi, 5 Eugenio RL, 6 Einstein Grad, seconda linea, 7 Elsi dei Greppi, 8 Expo dei Greppi, 9 Enea BF. Corsa piuttosto aperta, alcuni debutti in chiusura, più appoggiati Electra Laxmi e Einstein Grad. Macchina intanto che prende velocità, lascia andare i concorrenti, c'è l'errore di Electra Laxmi, mentre si lancia, sbaglia anche Ercole Chi. Numero 2 Electra Laxmi squalificato. Jet nei confronti Numero di Eugenio 4 RL. Ercole Chi squalificato. Più indietro Einstein Grad. Intanto Ecce Bombo Jet ha preso una decina di metri di margine nei confronti di Eugenio RL, che segue in seconda posizione avanti Einstein Grad, ma tutti molto sgranati per la pista dopo i primi 400 metri di gara che il battistrada percorre in 39. Sulla piegata, inalterato il vantaggio di Ecce Bombo Jet su Eugenio RL, poi Einstein Grad, ancora Elsi dei Greppi. Intanto i 600 metri iniziali se ne vanno in 47. Va via sul passo per il momento l'allievo di Andrea Vitaliano, mantenendo, anzi aumentando il vantaggio davanti alle tribune, una quindicina di metri su Eugenio RL. Einstein Grad in terza posizione, poi seguono più discosti Expo dei Greppi ed Elio Valdi, gli altri lontani. 800 in 1 e 2 e chilometro che se ne va in 1,16,7 con vantaggio nettissimo per Ecce Bombo Jet, che ha ora una trentina di metri nei confronti di Eugenio RL e Einstein Grad. Ecce Bombo Jet affronta ora la curva conclusiva con margine che non diminuisce. Gli altri rimangono sgranati nelle stesse identiche posizioni acquisite dopo 200 metri. Ecce Bombo Jet per il momento fa corsa per proprio conto ed entra in addirittura d'arrivo con 20 metri di margine su Eugenio RL, poi Einstein Grad, ma Ecce Bombo Jet non si prende. Vince facile l'allievo numero di Andrea 3 Elio Vald squalificato nei confronti di Eugenio RL, mentre al terzo chiude Einstein Grad. Così come si erano messi al via, sono arrivati con il vincitore comunque che aumenta il vantaggio sul percorso, 29,7 il penultimo quarto, 31,7 a chiudere, ma 1,16,8 la media conclusiva per questo allievo di Andrea Vitaliano, di cui Vitaliano è anche allenatore, mentre la proprietà è del figlio Vincenzo Vitaliano.